ricordo prima della finale maschile assoluta che avremo le premiazioni al termine, quindi di nuovo l'invito a tutti i premiati e le premiate a raggiungere la zona cerimoniale. Dunque presentiamo questi finalisti dei 2 rana assoluti, partendo dalla prima corsia Tommaso Townsend d'Art Sacramento, alla 2 Massimiliano Matteazzi in Sport, corsia 3 Alessandro Gabelli Gymnasium Pordenone, alla 4 Stefano Sasso Wisp Bologna, corsia 5 Luca Gobbo Nuoto Vicenza Libertas, corsia 6 Pierandrea Matteazzi in Sport, corsia 7 Stefano Finotto Idros e in corsia 8 Lorenzo Coan Nottoli Nuoto 74. E quindi con questa finale appena partita si chiudono anche i 200 rana. Per quanto riguarda gli assoluti maschi, il primato è del 2017 di Cristian Ferraro, 2:14 e 46. Passaggio ai 50, Max Matteazzi 38 e 28 su Pierandrea Matteazzi, o meglio 30 e 28 Max Matteazzi su Pierandrea 30 e 83. Medico di servizio, per cortesia subito in piano vasca, medico di servizio in piano vasca, grazie. Ed eccoci alla virata dei 100, sempre con i fratelli Matteazzi in vantaggio, 1:4,18 per Massimiliano, 1:4,74 per Pierandrea. Da quest'anno targati in Sport, società della Lombardia che raggruppa un po' atleti provenienti dal centro-nord Italia, finale di A1 di Coppa Brema conquistata per loro sia col settore femminile che con il maschile. Non divaghiamo però, torniamo alla vasca per seguire questi ultimi 50 metri, 8 centesimi soltanto la discrepanza con Pierandrea che ha messo la freccia, Stefano Sasso in terza posizione in corsia numero 4. Dunque ormai i nomi dei primi 3 si sanno, resta soltanto da capire l'ordine con quale vanno a completare questa finale, con Matteazzi Pierandrea in corsia numero 6, tocca davanti in 2:13 e 46 e quindi ottiene il record della manifestazione dei 2 rana assoluti maschi. Sotto il precedente record anche Massimiliano